Dobbiamo avere un territorio e una cittadinanza che è pronta ad affrontare il cambiamento, che lo guarda a testa alta, senza paura. Parla di un territorio resiliente Flavio Ferrazzi, capolista del Movimento 5 Stelle, in appoggio al candidato sindaco di Bassano Roberto Campagnolo. Un territorio capace di affrontare le problematiche con un occhio costruttivo, a cominciare dalla questione sanità di cui tanto ci siamo occupati anche nei nostri TG, tra liste d'attesa infinite e lungaggini nei nostri ospedali, come ci hanno raccontato i nostri telespettatori. La politica, oggi più che mai, soprattutto nell'8ª città del Veneto, deve fare la sua parte a favore dei cittadini e delle cittadine, andando avanti, proprio come ha dichiarato Ferrazzi, senza paura, perché in primo piano deve esserci sempre solo la salute delle persone. Quando uno sta male vuole solo stare meglio, non è una cosa che può scegliere. Se tu vai a privatizzare servizi che la gente deve usare per forza, non fai un servizio al tuo paese. La sanità pubblica con accesso universale è una risorsa incredibile che è stata il frutto di anni di lotte e di conquiste. Va difesa in ogni caso, anche perché avere un sistema sanitario fragile, un sistema sanitario in gran parte privatizzato, significa anche non riuscire ad affrontare nel futuro eventuali emergenze che possono capitare. Lo abbiamo visto nel passato, dobbiamo in genere uscire dalla logica dell'emergenza. Questo è la cosa importante anche a livello di pensiero generale. Un processo in linea con il pensiero del candidato primo cittadino Campagnolo, che da sempre ha fatto dell'eccellenza della sanità il suo cavallo di battaglia. Noi siamo saldamente un baluardo a difesa della sanità pubblica e del fatto che l'ospedale del territorio riesca e torni ad essere un ospedale di qualità nella prestazione di servizi ai cittadini del nostro territorio. Questa è una battaglia che faremo e continueremo, che abbiamo fatto, che faremo e continueremo a fare.